Stanno passando a setaccio le immagini di videosorveglianza dell'ostoria di Santa Giustina in Colle i carabinieri che indagano sul possibile pestaggio di un sedicenne residente in provincia di Padova che sabato aveva trascorso la serata nel locale dove era in corso una festa studentesca. Il giovanissimo, rientrato a casa verso le 4 di domenica mattina, era stato soccorso dai genitori che lo avevano trovato nel letto disorientato e hanno chiamato il 118. Trasportato in ospedale a Padova e sottoposto a un TAC, al giovanissimo è stato riscontrato un grave ematoma nella parte destra della testa che doveva essere subito rimosso, altrimenti l'adolescente avrebbe rischiato la vita. È ancora ricoverato dopo un intervento il sedicenne, la cui situazione clinica sta lentamente migliorando. L'indagine dei carabinieri della compagnia di Cittadella è partita domenica mattina, quando i militari sono stati informati del ricovero del sedicenne dagli agenti del posto di polizia dell'ospedale di Padova. Secondo i primi riscontri, il giovanissimo ha passato la serata nel locale dell'Alta Padovana, che sabato notte era quasi al massimo della sua capienza. Dove e quando sia avvenuta la rissa, se dentro al locale, se nelle immediate pertinenze o in un altro luogo, è tutto da accertare. Nello scontro con un altro gruppo di giovani sarebbero stati feriti in modo meno grave anche altri due ragazzi. I carabinieri stanno quindi cercando di capire chi era con il giovane e cosa sia accaduto. Hanno sentito anche i gestori del locale che stanno fornendo piena collaborazione. Nel corso della serata di sabato hanno spiegato questi ultimi, data la tipologia di evento, erano presenti 12 persone dedicate alla sicurezza più 4 medici in caso di richiesta di soccorso, nessuno dei quali ha segnalato nulla.